speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostro ospite in questa occasione il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. Ben trovato. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Uno dei temi, senatore Girotto, e non può essere altrimenti, di questa campagna elettorale riguarda le banche. È un tema, lo sappiamo, che ha suscitato molte polemiche, decine di migliaia di risparmiatori coinvolti, grandi scandali in questi ultimi anni, notevoli problemi. Lei ne è stato in qualche modo coinvolto, interessato in prima persona, non solo perché naturalmente è rappresentante di questo territorio e quindi un territorio toccato dal vivo dalla crisi delle due popolari venete, ma anche perché nella sua veste appunto di parlamentare ha fatto parte della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche che ha concluso i suoi lavori proprio alla fine della legislatura. Ecco, il tema entra nel programma del Movimento 5 Stelle e anche in virtù della sua esperienza di commissario. Cosa è stato fatto e cosa si deve ancora fare? Sì, ricordo che noi proprio nei 20 punti con cui ci proponiamo agli italiani per questa campagna elettorale abbiamo inserito proprio il tema delle banche e nei 20 punti abbiamo condensato al massimo, quindi abbiamo solo messo qualche accenno alle riforme che vogliamo fare al sistema bancario. Io qui ne parlerò in maniera leggermente più ampia in questi 10 minuti, diciamo, che abbiamo a disposizione. Ecco, innanzitutto va ribadito lo scandalo di una commissione parlamentare d'inchiesta messa in piedi 3 mesi prima della fine della legislatura, quando i problemi erano noti da anni. Quindi la commissione andava fatta immediatamente, come noi chiedemmo un mese dopo l'entrata l'inizio della 17ª legislatura. Quindi è uno scandalo che si sia aspettato fino all'ultimo momento ed è ridicolo che nella relazione finale la maggioranza dica c'è stato poco tempo per fare bene i lavori. Sì, ma l'ha deciso la maggioranza che c'è l'inizio a 3 mesi prima della fine, quindi è scandaloso, è ridicolo che se lo ripetano, diciamo se la cantano e se la suonano da solo. Veniamo al merito delle proposte che noi abbiamo per migliorare la situazione nel comparto bancario. Innanzitutto maggiore attenzione alle porte girevoli. Cosa vuol dire porte girevoli? Vuol dire che una persona che per anni ha lavorato in Banca d'Italia, in Consob, improvvisamente va a finire in determinate imprese o in banche che erano controllate da Banca d'Italia e Consob, o può succedere anche esattamente il contrario. Ora, capiamo che ci sono problemi di competenza, ma persone competenti ce ne sono molte. Ora, andare a fare questo interscambio tra controllore e controllato in maniera così frequente, capite che anche la fiducia nel sistema bancario ne subisce un deciso tracollo, per cui vorremmo dare un giro di vite a queste possibilità di passare dal controllore al controllato o viceversa. Poi abbiamo proposto anche l'istituzione di un fondo di garanzia che venga alimentato dai compensi per gli amministratori delle banche private, cioè dati agli amministratori delle banche private e agli organi di controllo, perché ricordiamo agli ascoltatori che le banche hanno degli organi interni di controllo, Allora noi diciamo, prendiamo un po' di soldini dagli stipendi, chiamiamoli così, degli amministratori delle banche e degli stipendi degli amministratori dei soggetti che fanno l'organo di controllo. Se non succede nulla nel corso del loro lavoro, questi soldi gli vengono restituiti. Se invece ci sono dei danni, delle situazioni di danno ai clienti, questo fondo, preso con questi soldi, servirà per risarcire appunto i clienti. Altra cosa di cui
si parla a livello nazionale e internazionale da anni, la famosa separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Spieghiamolo in pochissime parole: una banca la banca commerciale è una banca assolutamente sicura, una banca che non fa speculazioni rischiose, quindi diciamo una mera cassaforte. Invece una banca d'affari è una banca che fa legittimamente affari più rischiosi, in cui si può guadagnare molto, in cui si può perdere molto, però il cittadino a quel punto sa che può decidere tra una banca super sicura e invece una banca che rischia, e quindi uno sceglie. È una cosa che da anni si ripete: si deve fare, si deve fare, si deve fare. La politica non si decide a farla, quindi l'ennesima ipocrisia politica che dice una cosa ma non la fa. Dopodiché abbiamo proposto la nazionalizzazione delle banche che vengono aiutate, almeno per la quota parte, cioè se una banca è in difficoltà e lo Stato gli dà, faccio per dire, 100 milioni di euro, quei 100 milioni di euro vengono trasformati in quota di azioni e quindi io divento azionista e devo avere della voce in capitolo in amministrazione, devo avere un consigliere d'amministrazione, 2 consiglieri, a seconda di quanto ha aiutato la banca. Cosa che in questo momento non si è fatta perché, lo sappiamo tutti, Popolare Vicenza Veneto Banca è stato aiutato fortemente Banca Intesa e lo Stato non ha avuto in cambio assolutamente nulla. E proponiamo anche di nazionalizzare gli NPL, i famosi crediti in sofferenza, NPL non performing loans, quindi i crediti in sofferenza, quindi di fare una gestione interna, una gestione nazionalizzata. In questa maniera evitiamo di svendere questi crediti, perché ricordiamolo agli italiani, questi crediti, chiamiamole cambiali, che sono andati in protesto, tanto per semplificare, vengono svenduti al 20% del loro valore. Quindi se io ho in mano, facciamo per dire, una cambiale da 100 euro, viene svenduta a questi fondi che non a caso si chiamano fondi avvoltoio, viene svenduta al 20% del loro valore. Allora facciamo noi questa gestione internamente, andiamo a recuperare di più, e lo dimostra l'esperienza, perché facemmo così anni fa con il Banco di Napoli e riuscimmo a recuperare molto di più del 20%, e inoltre creiamo posti di lavoro, perché banalmente c'è anche un problema di posti di lavoro. Gli impiegati bancari in Italia sono 300.000. Sono 300.000 e c'è un grosso problema di esuberi, perché con la digitalizzazione, le banche online, è difficile mantenere questa massa di posti di lavoro. Ora diamo lavoro per la gestione degli NPL, perché è un lavoro complesso che può essere fatto e deve essere fatto da forze interne piuttosto che svendere a fondi esteri, appunto a bassissimo prezzo. Altra cosa precisa che abbiamo proposto è che il controllo sulla compilazione dei moduli MiFID deve essere fatto non dalla banca stessa che ti ha dato in mano il modulo MiFID e te l'ha fatto compilare, ma deve essere fatto da un ente terzo senza conflitti di interesse, che verifica se il modulo MiFID è stato fatto correttamente. Ricordiamolo, molti di voi sono sicuro sanno che cos'è il modulo MiFID, ma ricordiamolo, è quel modulo in cui tu certifichi quanto competente sei in maniera finanziaria. Ora, siccome gli ultimi scandali hanno dimostrato che c'erano pensionati di 90 anni con la quinta elementare che dal modulo MiFID risultava grandi esperti in finanza, è chiaro che qualcosa è andato storto, perché il modulo MiFID viene controllato dalla banca che te l'ha fatto compilare. E no, facciamolo compilare a un ente terzo, facciamolo controllare a un ente terzo che non abbia conflitti di interesse. Così come abbiamo proposto di reintrodurre gli scenari probabilistici, che sono una cosa semplicissima. Quando io vado in banca e chiedo dove posso investire i miei soldi, mi dicono: guarda, puoi acquistare queste azioni, puoi fare questa operazione, e ti danno il famoso prospetto informativo. Tutti quanti sappiamo che anche nelle pubblicità si dice sempre leggere il prospetto informativo, che è strapieno di roba, è difficile da capire per un professionista, figuriamoci per una persona, diciamo così, tra virgolette normale. Una cosa che aiutava moltissimo le persone normali a investire correttamente i loro soldi era lo scenario probabilistico, perché in 2 cifre ti diceva quanto rischioso era l'investimento. Ti diceva: questo investimento ha l'80% di probabilità di essere restituito con i dovuti interessi, ha un 10% di probabilità di andare così e ha un 10% di probabilità di andare male.
Ora, con queste 4 cifre, diciamo così, molto semplici, una persona si orientava tranquillamente. Ecco, questi scenari sono stati usati per tanto tempo, poi a un certo punto non sono stati più usati perché la normativa non li richiede. Non sono obbligatori. Bene, chiediamo di reintrodurli obbligatoriamente. Sono uno strumento semplice per salvaguardare il cittadino. Moltissimi di voi che sono stati indotti ad acquistare le famose obbligazioni subordinate non le avrebbero acquistate se sul prospetto informativo ci fosse stato scritto quello che era evidente, e cioè che erano ad elevato rischio di perdere i propri soldi. Quindi purtroppo una mancanza che molti hanno pagato caro. Altra cosa che chiediamo è, come hanno fatto la Germania, l'Inghilterra, di avere un po' di elasticità nel rispetto delle direttive europee sulle banche. Germania, Inghilterra e altri paesi hanno chiesto appunto per alcune categorie di banche, tipicamente quelle piccole, quelle di territorio, di non dover rispettare determinate direttive, quindi un po' di elasticità. Gli è stata concessa a banche tedesche, inglesi, eccetera. Chiediamo la stessa cosa anche noi, quindi di venire banalmente trattati alla stessa maniera, quindi esclusione dal perimetro di rispetto di alcune direttive europee. Poi abbiamo proposto anche chiamiamola una super commissione di vigilanza che venga istituita unendo Banca d'Italia, Consob, IVAS, che è quella che gestisce le assicurazioni, l'istituto il Covip che gestisce i fondi pensione, e l'Agicom che è l'agenzia per la concorrenza del mercato. Quindi una super commissione pubblica che vada effettivamente a controllare le banche. Così come proponiamo di prendere in seria considerazione che la commissione d'inchiesta sulle banche non sia un qualcosa di relegata agli ultimi 3 mesi di legislatura, ma sia permanente, una commissione permanente in cui i parlamentari vigilino costantemente sull'operato delle banche. Altra cosa, la famosa ritorno di Banca d'Italia ad essere pubblica. E udite udite, c'è una legge del 2005 che ha questo obiettivo, una legge che è assolutamente in vigore, emanata nel 2005, quindi non l'abbiamo fatta noi 5 Stelle, che dice che Banca d'Italia deve tornare pubblica. Una legge che da 13 anni aspetta il regolamento attuativo, quindi noi da 13 anni siamo presi per i fondelli, perché c'è la legge che dice che Banca d'Italia deve ritornare pubblica, non viene applicata perché manca il regolamento attuativo. E anche quest'ultima legislatura il governo non ha trovato i famosi 5 giorni di tempo per poter emanare questa legge che avrebbe reso nuovamente pubblica Banca d'Italia. Ribadisco, è una legge del 2005, basta rispettarla. Segreto d'ufficio. I funzionari di Banca d'Italia che nel corso del loro lavoro si imbattono in un'ipotesi di reato hanno l'obbligo del segreto. È esattamente il contrario di quello che succede in qualsiasi altro ufficio pubblico. In qualsiasi altro ufficio pubblico, se un funzionario ha il sospetto che si stia verificando un reato, ha il dovere di comunicarlo alle autorità di vigilanza, al magistrato, a fare un esposto in procura, eccetera, eccetera. Invece i funzionari di Banca d'Italia hanno esattamente il dovere opposto, devono stare zitti, lo riferiscono esclusivamente al dirigente di Banca d'Italia, e questo è un grosso problema. È opportuno consentire delle deroghe non generalizzate, ma per esempio che io possa comunicare queste ipotesi di reato a Consob, che mi aiuta nel vigilare le banche, e alla magistratura, che ugualmente ha il compito di vigilare su eventuali reati. Proponiamo anche l'istituzione di una procura speciale, specializzata nei reati finanziari, perché sono stati i magistrati a dirci nel corso della commissione i reati bancari sono estremamente complessi, per cui è opportuno che ci siano dei magistrati che si specializzino in questa materia, così come c'è per esempio la procura speciale sull'antimafia. Poi naturalmente chiediamo che la class action, che è ferma da 3 anni, e deve essere vagliata dal Senato, chiediamo che finalmente venga messa in campo. È stata votata all'unanimità alla Camera ed è ferma da 3 anni. Deve ripartire perché è uno strumento efficacissimo. Chiediamo una nuova gestione degli NPL, in 2 parole, una gestione che avvantaggi sia il cliente debitore
che la banca. Ci sono dei mezzi per poterlo fare, non c'è il tempo per spiegarli, ma li abbiamo proposti e sono pubblici nella nostra relazione che abbiamo proposto. Chiediamo che venga nazionalizzata anche la Borsa d'Italia, perché la borsa italiana è di proprietà degli inglesi. Viene gestita dalla London Stock Exchange, quindi praticamente è inglese. Anche questa cosa che non va molto bene. E infine chiediamo il divieto assoluto per gli enti pubblici di stipulare contratti derivati. Ormai i derivati li conoscete penso tutti, sapete quanti danni hanno fatto. Negli ultimi anni l'Italia ha dovuto pagare 20 miliardi di danni per aver sottoscritto dei derivati pubblici dagli enti pubblici. Quindi chiediamo un divieto assoluto di fare questo tipo di operazioni estremamente rischiose. Queste dunque alcune delle proposte e dei provvedimenti che secondo il Movimento 5 Stelle dovrebbero essere adottati sulla grande questione della riforma del sistema bancario italiano. Grazie al senatore Gianni Girotto. Grazie a voi e buon voto a tutti. Senatore Girotto, lo ricordo, è candidato nel collegio Veneto 1, Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno alle prossime elezioni per il Senato. Grazie anche da parte mia, vi invito a seguire i prossimi approfondimenti elettorali dedicati proprio all'appuntamento del 4 marzo, sempre qui sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.